Ai resti della Tonnarella, che purtroppo è conciata male, ma con l'impegno ci può essere un recupero anche architettonico di questo luogo, di questo sito importante per la storia marinara della città di Milazzo, che rappresenta anche una preziosità che è legata anche alla bellezza della natura circostante. E dopo aver preso visione di questo luogo, di questo sito, possiamo avvicinarci anche alla torre del Palombaro e possiamo anche vedere pure questo villaggio dall'altro lato. E dopodiché poi ricomincia il nostro viaggio appunto di ritorno, cercando di ricordare più che possibile e per trasmetterlo agli altri, a chi sa leggere il territorio. In questo luogo si può leggere anche la storia romana. Non so Carmelo, ora che sei qui, dico meglio che questo lo dici tu. Abbiamo delle informazioni che ci sono state lasciate da Domenico Riolo, che era uno studioso, un appassionato, anche un archeologo, a cui è stato dedicato l'antiquarium che abbiamo noi in città, diciamo nella parte alta, e che negli anni 70 scoprì diciamo, l'ubicazione dei resti di un antico villaggio preistorico proprio nella parte più estrema del promontorio del Capo Milazzo. Praticamente verrebbe a dire quell'area sopra di quella torre che noi vediamo adesso di ruta, ecco, quella di più o meno ottocentesca. E questa è la prima segnalazione vera antica archeologica. Successivamente, nell'area sotto gli olivi, sempre nella parte estrema del promontorio, è stata fatta la segnalazione di ritrovamento di materiali ceramici che il professore Bernabò Brea, vedendoli, li giudicò risalenti più o meno al VII secolo a.C. Mentre su questa parte, diciamo, ovest del promontorio, nell'area che va lungo questa striscia, diciamo, di costa che da qui arriva fino a Punta Messinese, dei naturalisti francesi nel 1850 circa, segnalati poi successivamente dal Piaggia, segnalarono appunto la presenza di materiali ceramici conglomerati con la roccia. Noi, un gruppo di appassionati milazzesi in epoca recente, abbiamo voluto cercare di vedere se ancora c'erano tracce di questa segnalazione fatta nell'Ottocento. Siamo riusciti a scoprire dei punti appunto dove ci sono scogli e in cui sono presenti materiali ceramici databili intorno, diciamo, al periodo romano. Almeno questo è stato giudicato dalla sovrintendenza di Messina su foto che abbiamo sottoposto. È possibile ancora ora vederli, bisogna un pochettino magari arrampicarsi, non so se abbiamo le calzature idonee per poterlo fare, ma in ogni caso in qualsiasi momento basta andare a perlustrare lungo questi scogli e vi renderete conto voi stessi di questa presenza di materiale ceramico. Su questa presenza poi si possono fare più ipotesi. È chiaro che qui poi è un discorso che non credo che si possa mettere la mano sul fuoco, ma trovandoci in un posto vicino al mare e in età romana potremmo ipotizzare che ci fossero degli impianti di acquacultura, ma torno a ribadire, sono soltanto queste delle ipotesi. Il resto si accoppia chiaramente all'ambiente, che non c'è bisogno di che lo descriviamo noi, basta goderlo. Che ve la faccio vedere man mano che ci avviciniamo. Una pianta a rischio di estinzione, cioè dal punto di vista naturalistico una pianta rarissima, una pianta alofila che cresce in presenza vicino all'acqua di mare, proprio una pianta alofila, sta bene con il sale. Va bene, allora facciamo quest'altro percorso, mi auguro che le scarpe sono buone per tutti. Va bene, comunque dico... Uno dice, lavoro un po' che secca a mare. Ma quanto è lungo il promontorio? Quasi 5 km. Ma che è lunghissimo, un viaggio da Milazzo. Nella lista rossa questo è il Limonio minutiflorum. Nesci.
Ecco il Limonio minutiflorum, pianta che esiste solamente a Milazzo. Limonio minutiflorum, pianta che esiste a Milazzo in qualche località eoliana, pianta lossa. In quel viottolo che c'è, quella dalla Manica che viene verso, che arriva qua al... Ma veniva impiegato come vermifugo per i vermi? Sì, quando ero ragazzo e funzionava. Ma quale vermi? Quelli bianchi? Era l'acetone, lo chiamavano vermi, no? Penso che era l'acetone. Sto facendo una ricerca. Lui è un ceramista che sta recuperando, sta facendo tutti i modelli in ceramica delle tonnare in Milazzo. E poi portati fuori. Vicino agli amici miei, la mia chitarra è dolce e amorosa, e con la suona la sabbia accorda, e già risponde piedosa, piedosa, io sogno stanca di quanto dava, e già risponde piedosa, alla Torre del Palombaro. La leggenda vuole che c'è stato uno che era innamorato di una nobildonna e l'ha fatta costruire come eremo, come punto romantico. Comunque ci sono diverse... Cioè, si racconta che questo dice un luogo è stato costruito per un capriccio, per passare delle belle giornate. Forse era quello che voleva dire Gianfranco, per passare delle belle giornate in un luogo bellissimo. Ma quindi non ha svolto tanto una funzione come pesca o come torre d'avvistamento. Altri addirittura dicono pure che siccome la pesca avveniva qua e questo era il proprietario della tonnara, così era come un controllo per la pesca. Dicono pure. Infatti più che quello che dico io. Il marchese d'Amico di qua controllava sia la tonnara della tonnarella sia quella del tono. Perché là era un punto che controllava pure il mare dall'altra parte, perché era alta questa cosa qua. Sì. E c'erano delle trave di ferro che attraversavano il mezzo. Poi queste trave sono può darsi anche causavano pure per avvistare i tonni. Sì, ma era una torre d'avvistamento. Perché i tonni si vedevano a mare. Quindi era una torre anche di avvistamento per i tonni? È probabile, perché i tonni li avvistavano da terra, prima di entrare in tonnara e così cominciavano a prepararsi, li avvistavano già da terra. C'erano pure delle abitazioni, c'è una cisterna, infatti ancora c'è un pezzo di cisterna abbandonato. Dove era la cisterna? Sotto la roccia, qua c'è una cisterna. Ora è piena qua? Sì, proprio sotto la montagna.